Benvenute e benvenuti su podcast One Word Italiano. Chiara ha deciso, oggi niente esercizi, niente liste di verbi irregolari. Dopo le prime giornate a scuola, tour in città, liste di verbi difficili, sente il bisogno di respirare, di fermarsi, o meglio, di lasciarsi andare. Così, quando la sua amica Naomi, la compagna di classe, le chiede con un sorriso timido: andiamo al poetto? Chiara risponde sì, senza pensarci troppo. Perché in fondo imparare una lingua non è solo fare i compiti e ripetere verbi, ma è soprattutto vivere. La scuola è finita da poco. Fa caldo, ma un caldo che sa di libertà. Chiara e Naomi escono dal portone e attraversano la strada per prendere il bus numero 5, quello che porta dritto al Poetto, alla spiaggia di Cagliari. Aspettano alla fermata con zainetti, asciugamani per il mare e occhiali da sole. Il bus arriva dopo 5 minuti. Chiara sale per prima. L'autista del bus le sorride. Lei cerca di ricambiare, ma è concentrata a trovare il biglietto nel suo portamonete. E dice: convalidare, convalidare. Ripete questa parola come un mantra. Il bus è elettrico, nuovo, con aria condizionata fresca, meno male col caldo che c'è, e anche porte USB per caricare il telefono. Wow! Naomi guarda fuori dal finestrino, occhi spalancati. Chiara osserva il paesaggio, le case che pian piano diventano sempre più basse, poi solo il cielo. Il paesaggio cambia e l'asfalto lascia spazio alla sabbia e poi all'improvviso il mare. Arrivano al Poetto in 20 minuti circa. Scendono dal bus, attraversano la strada ed ecco il mare. Trasparente, cristallino e la sabbia dorata. Qualcuno fa il bagno, altri giocano a racchettoni, altre persone leggono e dormono sotto l'ombrellone. Chiara e Naomi trovano un angolo libero, si stendono lì sul telo e restano in silenzio. Poi Chiara dice quasi sottovoce qualcosa: non sembra vero, sembra un sogno. Dopo qualche minuto si buttano in acqua. Chiara entra piano, l'acqua è fresca, prima i piedi, poi le ginocchia, poi un tuffo. In qualche secondo il mondo diventa silenzioso, niente rumori e solo il rumore del cuore. Chiara sorride e capisce che si trova nel posto giusto, finalmente. Stanno imparando insieme una lingua nuova con Naomi e spesso parlano, ma senza parole, con i gesti, con gli sguardi. Dopo il bagno si asciugano al sole e poi hanno fame, quindi decidono di cercare un posto per mangiare. Sulla spiaggia ci sono tanti chioschi, dei piccoli ristoranti informali con tovagliette di carta e sedie di plastica. Il menù è scritto a mano. Chiara legge ad alta voce: spaghetti alle vongole con bottarga. Non sa che cosa sia la bottarga, ma la parola le piace. Suona misteriosa, italiana, elegante. Chiara chiama il cameriere: scusi, vorrei ordinare per me spaghetti con pesche e bottarga. Il cameriere alza il sopracciglio
Pesche? Sì, pesche. Ah no, scusi, pesce e bottarga. Ride e si nasconde dietro il menù. Il cameriere ride anche lui. Va bene, tranquilla, niente pesche, niente frutta, solo mare. Quando arrivano i piatti, il profumo è bellissimo, è da sogno. Spaghetti perfetti, vongole freschissime e una pioggia di bottarga sopra, dorata come la sabbia del poeta. Chiara assaggia il primo boccone e chiude gli occhi. Sente il sale, l'olio, il mare e capisce subito che non poteva ordinare niente di meglio di questo piatto. Oggi Chiara ha imparato tante parole nuove, nuotando e mangiando. Poetto non è un nome strano, ma la spiaggia dei Cagliaritani, la spiaggia di Cagliari, lunga, viva e luminosa. Le vongole, piccoli frutti di mare dal sapore molto intenso. Bottarga, l'oro del mare, uova di pesce essiccate, grattugiate sopra la pasta. Chiosco, un piccolo bar sulla spiaggia, molto informale. Convalidare è un verbo fondamentale sul bus se non vuoi viaggiare illegalmente e prendere una multa salata come il mare. Le frasi utili di oggi: questo bus porta alla spiaggia del Poetto? Possiamo sederci qui? Vorrei degli spaghetti con le vongole. Posso avere il conto? Che buono! Ora è sera. Chiara è di nuovo a casa. Ha sabbia nei capelli, nello zaino, dappertutto. Ma è felice. Apre il suo quaderno rosso e scrive: oggi ho nuotato in italiano. Ho fatto un errore con il menù, ma ho mangiato la pasta più buona della mia vita. E poi aggiunge: la bottarga non si può tradurre, si deve solo amare. Chiara ha scoperto che a volte per imparare una parola bisogna prima sbagliarla e che il mare aiuta sempre. Nel prossimo episodio Chiara scoprirà che cosa significa la domenica in famiglia in Italia. Nel frattempo, anche tu sbaglia, assaggia, tuffati. Le parole ti aspettano, anche sotto l'ombrellone. Un caro saluto e a presto da Carla.